L'emergenza coronavirus in Veneto è a un bivio, questo ormai è chiaro. Ma se da una parte ci sono i dati positivi che arrivano dalla sanità, dall'altra continuano le segnalazioni di persone che se ne vanno in giro senza mascherina. Accade che noi siamo in una situazione assolutamente positiva. Positiva nel senso che abbiamo le curve che vanno verso il basso. È fondamentale che non si cali la guardia. Guardate, abbiamo avuto nelle ultime ore tante segnalazioni di cittadini responsabili che ci hanno segnalato comportamenti irresponsabili. Quindi l'appello che faccio a tutti, attenzione, prima di tutto c'è il rischio di ammalarsi e di diffondere il contagio. Il secondo rischio, che non è irrilevante, è quello di tornare alla quarantena per tutti. E sulle riaperture di alcune attività il 1° giugno, data ritenuta addirittura tombale per molte aziende. Ecco le richieste del governo veneto. E chiediamo, o quantomeno io in particolar modo chiedo, che il governo produca un provvedimento che potrebbe essere tranquillamente un DPCM nel quale si dice si autorizzano le regioni ad aprire sulla base di un piano che vogliamo vedere. Quindi lasciamo alla fine l'ultima parola, se volete, da un punto di vista giuridico a livello nazionale, ma si possa presentare un piano e aprire.